Buonasera e buon martedì, perché oggi è martedì e siamo qui per analizzare, discutere, cercare di capire i reali motivi poi della sconfitta di ieri del Catania. L'abbiamo fatto già nel pomeriggio con Alessandro Vagliasindi nel corso di Anteprima Corner, proveremo a dare altre spiegazioni, altri magari aspetti, approfondiremo altri aspetti di quello che è il momento della squadra rosso-azzurra. Come sempre la squadra in studio, c'è Alessandro Vagliasindi di cui abbiamo già parlato. Buonasera. C'è Angelo Padana alla mia destra. Buonasera Angelo, buonasera ai telespettatori. Max Velotto che ci farà vedere un paio di episodi della Moviola e non solo quelli. Buonasera a tutti. Grazie anche a Carlo Breve che invece ci darà i suoi suggerimenti di carattere tecnico e anche tattico, e chiaramente poi abbiamo la nostra Giulia che è, diciamo, il punto di incontro tra noi che siamo in studio e voi che ci seguite da casa. Ciao Angelo, buonasera a tutto il nostro pubblico. Vi ricordo il numero per interagire con noi è 342 771 2855. Le buone abitudini comunque non si dimenticano, e allora cominciamo come sempre con la copertina. È partita nel frattempo la gara agli ordini della signora Luca De Angeli. Micheli si fa vedere, Celli preferisce invece Micheli, la lancio lungo alla ricerca di Bruzzaniti con l'esterno del destro. Bruzzaniti la piazza e poi incredibile pallone che rimbalza. Colpo di testa a cercare il servizio per Caturano, poi palla all'interno del gol del Catania con D'Ausilio. D'Ausilio, che gol! Grande lavoro di Lunetta, che giocata di Lunetta! Grande lavoro! Lo scambio per Caturano, poi il pallone che gli era ritornato nuovamente sulla piede d'appoggio, vede con la coda dell'occhio l'incursione di D'Ausilio, gli mette la palla al rimorchio e il pallone che va oltre la linea del gol. Marcone battuto. Difende la pallone Cardoni prima di andarlo a cedere, buona l'incursione di Miceli che poi perde l'attimo su che gran gol che ha fatto Abreu, e poi Abreu, che gran gol che ha fatto, errore di Miceli e Abreu va praticamente ad intercettare la sfera, a metterla in fondo al sacco. Franco batte il tiro, la parata, la respinta da parte di Dini, pallone ancora vivo e soprattutto il gol che arriva per il Picerno, ribattuta corta sull'estremo difensore e poi Bianchi mette il pallone in fondo al sacco. Ripartire l'azione Catania, lo fa con una casa sola, largo a destra, Jimenez il controllo, non tira, la parata, la respinta, poi la ribattuta fuori. Finisce proprio in questo istante la partita, festeggia il Picerno che guadagna 3 punti, De Luca abbraccia ai suoi giocatori il miracolo della Picerno, lo sconforto totale, assoluto, i fischi del Massimino. Allora, il montaggio è del nostro Massimo Ceraulo, abbiamo visto la copertina, vorrei cominciare... Bravo. Vorrei cominciare da Carlo Breve per capire che cosa è successo ieri. Mi pare di capire c'è stata una sorta di cortocircuito
anche a livello tattico, perché questa squadra è un po' in confusione. Allora, premesso che ieri il Catania ha giocato per 20 minuti un'ottima partita, partendo con un sistema di gioco inedito rispetto a 2 domeniche prima, alla prima in casa. Il Catania è partito con un 4-3, mentre la prima partita di Viali era un 4-2-3-1 secco con Lunetta dietro Caturano. Invece ieri vicino Caturano c'erano Lunetta a destra e a sinistra c'era Bruzzaniti, con Di Tacchio davanti alla difesa, Di Noia che faceva la mezzala destra, e la posizione che oscillava era quella di D'Ausilio. Da mezzala sinistra entrava spesso dentro il campo, andava ad accompagnare il terzetto d'attacco, quindi un 4-3 che a volte diventava 4-2-3-1, ma in fase di non possesso era 4-3. Ottimi primi 20 minuti del Catania, con giocate molto in verticale che sicuramente hanno ricercato in queste settimane di adattamento ai nuovi metodi di lavoro di mister Viali. Si vedeva che si cercava molto la giocata in verticale, il Catania che è passato meritatamente in vantaggio, e poi c'è stato il pareggio al 20° del Picerno su una giocata in verticale dove sono stati tagliati fuori 2 uomini, Celli e Miceli, che ha commesso l'errore di cercare di anticipare, era in netto anticipo, poteva fare la cosa più semplice che era quella di mettere la palla in fallo laterale, avrebbe disinnescato qualsiasi tipo di miccia, invece ha cercato, io credo anche giustamente, di voler stoppare la palla, ha fatto un errore tecnico grave e ha fatto poi un gran cross il centrocampista del Picerno, ha messo una gran palla, 2 contro 1 perché c'erano Carnielutti e Casasola ben appostati, in mezzo a Abreu che è attaccante vero, perché i grandi attaccanti stanno sempre alle spalle dei difensori, così ha fatto Abreu, si è messo alle spalle di Carnielutti con la coda dell'occhio lo ha visto, ma non si è saputo attaccare, non l'ha saputo marcare, ha sfruttato questo duello, bellissimo il gol di Abreu. Qui è arrivato un cortocircuito. Il Catania non ha saputo riprendere le fila del discorso, non è riuscito più a pressare con continuità e a palleggiare con continuità, e ha subito il secondo gol. Lì è una dormita generale, perché una disattenzione in un calcio di punizione dove non vai a proteggere il tuo portiere è una cosa grave, è una cosa molto grave. Ha preso il secondo gol. Nel secondo tempo i cambi effettuati da Viali hanno portato il Catania. Nel primo tempo costruiva a 3, non c'è stato più l'inserimento di uno dei 2 centrocampisti in mezzo alla difesa, si costruiva con 3 difensori, Celli, Miceli e Carnielutti, per cercare di favorire il lavoro più alto di Casasola. Nel primo tempo Casasola non è mai andato al cross, perché è poco supportato da Lunetta e da Di Noia, essendo 2 giocatori diversi per caratteristiche da Jimenez. Jimenez, che è subentrato nel secondo tempo, ha favorito invece il lavoro di Casasola, che è risultato nel secondo tempo uno dei migliori dei rossazzurri, ha creato tante situazioni, tanti cross messi in mezzo. Ancora dobbiamo rivedere il miglior Cicerelli, perché purtroppo è ancora lontano dalla miglior condizione. È lontano dalla migliore forma, ma è normale che sia così in questo momento. E nei cambi di Corbari, che non è entrato assolutamente in partita, direi che ha dato qualcosina in più sicuramente Quaini, l'ingresso di Quaini, sono riusciti a raddrizzare la barca. Io credo che alla fine il Picerno abbia meritato la vittoria, e ci sarà molto da riflettere per mister Viali su quelli che sono gli accorgimenti da fare. Allora, vedevo soprattutto sentivo scalpitare Patanè, che voleva dire qualcosa. Però, stavolta stavo ascoltando, però dimmi, perché no, se mi dai già il timing io vado. Ti do il timing. Allora, devi considerare che mancano 5 minuti alle 9, noi dobbiamo fare una pausa alle 9, vorrei sentire almeno... Già Alessandro l'ha sentito oggi a mezzogiorno. Però non lo stiamo sentendo stasera, l'ho sentito all'ora di pranzo. È passato già un minuto dei 5 spazio ai vecchi, spazio ai vecchi. Ah, va bene, ho capito. Allora, riassunto delle puntate precedenti per chi ha corto di memoria, 2 sottolineature. La prima, avete la possibilità di riprendere le trasmissioni pregresse di Corner, riguardano Toscano.
riguardano le lamentele che giungevano da buona parte o in parte di osservatori del calcio, di amanti del calcio che volevano il bel gioco. Da questa trasmissione personalmente ho sempre detto che se c'era una garanzia in questo gruppo che era stato costruito per la promozione in Serie B, era un allenatore che aveva vinto sempre i campionati, 5 di fila. L'ho sempre sostenuto, l'ho sempre sottolineato e anzi qualcuno mi ha rimproverato perché a volte ho detto che chi voleva vedere il bel calcio poteva guardare la Champions League. A noi interessava vincere il campionato. Questo è il primo step. Secondo invece riguarda la trasmissione di 3 settimane fa. Ormai è bello perché tutti potete andare a rivedere, tutti potete andare a controllare, a riverificare, ma non ho bisogno di conferme in tal senso, perché ricordo perfettamente quello che ho detto il giorno in cui è arrivata la comunicazione all'esonero di Toscano e invece il contratto con Viali. Ho detto e lo ribadisco, e oggi ne stiamo verificando poi la fondatezza, che il ruolo di Viali, come di qualunque altro allenatore, si fosse presentato alla Corte del Catania in quella giornata di campionato, non poteva che far peggio di Toscano. Toscano lascia la squadra, secondo in classifica, con un secondo posto quasi blindato, con l'impossibilità tecnica di raggiungere il primo posto, perché ormai il primo posto è andato via davanti 12 punti. Ma c'è la promozione già. Esatto, quasi. No, quasi. già c'è promozione. Oggi no, dico, certo. all'epoca, 3 settimane certo. fa, era quasi impossibile che si vedesse. Ma ereditava una squadra che non aveva mai subito gol in casa e che non aveva mai perso una partita in casa. Chiunque fosse venuto si assumeva una responsabilità enorme, quella di non poter che far peggio di Toscano. Prendete la registrazione e l'andate a vedere. Ovviamente non è una scelta di Viali quella di venire a Catania, ma è stata una scelta sul timing della società, perché nel momento in cui si decide di esonerare Toscano si sa perfettamente che se tutto dovesse andare nel miglior modo possibile, qualunque allenatore non poteva far meglio di Toscano. Cioè, meglio di Toscano non potevi raggiungere il primo posto, dovevi mantenere l'imbattibilità casalinga, dovevi mantenere lo 0 nei gol incassati in casa, ed era un rischio assoluto, un rischio che ha corso la società, non l'ha corso neanche Viali. È stato chiamato Viali per dare la possibilità a questa squadra di avere un'altra espressione di gioco, ma lo si è fatto probabilmente senza mettere, e questa è una cosa che ho sempre sostenuto, questa squadra nelle condizioni di giocare una partitella scapoli ammogliati, cioè una partitella con uno sparring partner in un campo regolamentare, con un'amichevole organizzata per consentire a qualunque allenatore di poter andare a testare le proprie idee su un campo regolamentare contro una squadra vera. Anche la Beretti poteva anche andare bene, e anche questo è un vizio strutturato. Ieri cosa ha fatto Viali? Reputo commettendo una serie periodica di errori. Ieri ha inserito in campo 5 giocatori, erano tutti arrivati, o 4 o 5, ma 5 giocatori che erano arrivati a gennaio, cioè ha rivoluzionato non soltanto delle gerarchie, come prima spiegava Alessandro, come ne abbiamo parlato con Max Velotto, ma come ha cercato di sottolineare con l'eleganza che lo contraddistingue Carlo Breve. Quaini su tutti, o Allegretto su tutti, ma ha messo in campo 5 giocatori che erano arrivati a gennaio, 5 nuovi innesti di gennaio, quasi a voler dire voglio valorizzare, voglio guardare oltre quello che ha portato il Catania ad essere secondo in classifica e imbattuto in casa da quando l'ho recuperato. E lì ha commesso un errore incredibile, rinnegando tra l'altro, e ho finito, quello che era stato invece un messaggio che mi era giunto forte e chiaro dallo stesso Viali 7 giorni addietro, quando a Latina ha detto: io non ho inserito Caturano al primo minuto perché, non avendo nessun attaccante di ruolo, dovevo comunque conservarvi la possibilità nei secondi 45 minuti di andare ad attaccare con l'unico attaccante che oggi ho. Gli altri non ci sono, Roffi non c'è, Forte non c'è, e allora utilizzo questa strategia che non ha utilizzato nella partita di ieri contro il Picerno. Quindi
siccome in questo momento tutti vogliono vedere il sangue, tutti quelli che prima dicevano via Toscano oggi lo rivogliono indietro, o tutti quelli che probabilmente non amavano molto quello che è stato poi invece il percorso di questa squadra, perché se, e l'ho detto e lo ribadisco, ho concluso, andava presa una decisione in tal senso, andava presa probabilmente, Max, cos'hai tu nel tuo taccuino? Cosa hai ripreso? Hai preso una partita che è questa qui, guarda, grazie a Max per averla ritrovata. Sorrento-Catania è una partita della 24esima giornata, 31 gennaio 2026. Sorrento-Catania, sì, ci sto arrivando, è la partita spartiacque, dove se la società doveva cominciare a maturare delle decisioni, probabilmente nasceva da quella partita. Catania in superiorità numerica, Catania che perde la partita, e quel giorno il Benevento, sapete quanti punti aveva? 51. E il Catania, sapete quanti punti aveva? 51. Eravamo al 31 gennaio sono passati più di 2026, il Benevento era ancora lì, a distanza di 0 punti, perché siamo partiti prima di quella partita entrambi con 51 punti. Da quel momento in poi il Benevento, che aveva già iniziato la lunga rincorsa, è finita la trasmissione, aveva ripreso e se qualche scelta andava fatta dopo questa partita o dopo l'umiliazione, perché continuo a pensarlo. Io ricordo di aver visto una delle più belle partite giocate agli avversari, che è un Siracusa-Catania, dove il Siracusa, ed era prima di Salerno, prima di Benevento, ci ha veramente fatto una lezione di calcio da una buona squadra di ragazzi volenterosi. Ci dobbiamo fermare per forza, fra poco basta. Giulia veniamo da te, poi sentiamo anche Alessandro, al momento ho finito. E poi volevo sentire anche Max, perché mi pare che ieri l'arbitro è stato netto. No, ma era giusto, nel senso, voglio dire, fare un riassunto, no? Angelo, non sì, pensi che ogni tanto un riassunto alle puntate ha accompagnato la partita? È stato un riassunto lungo, direi, però durato 8 minuti, pensa Patanè, in un momento dove è facile. Basta, abbiamo capito. Facciamo pubblicità, altrimenti non ci riusciamo più. Ci fermiamo. Chiudiamo la puntata. Allora, inizio direi particolarissimo stasera con Patanè in grande spolvero. Dobbiamo ancora sentire però Iassindi. Intanto andiamo dai nostri amici a casa. Qua sta sgommando alla grande, sì. Gli fa la ruota. Sì, andiamo dai nostri amici a casa. Ascoltando ieri le parole di Viali, questa probabilmente è la partita che abbiamo sviluppato meglio. Non sono preoccupato, sono terrorizzato, ci scrivono. Patanè, mi ricordo il sogno che avevi fatto dove il Catania giocava 4-3-2-1, ora che si è avverato è più un incubo, mi sa. Poi un detto siciliano, cucancia vecchia panova, mali s'acciova. E ancora una domanda per Mister Breve, secondo me la società richiamerà Mister Toscano, lei cosa ne pensa? Quindi un tuo parere. Abbiamo perso le certezze difensive e non siamo migliorati in attacco, non è che Toscano forse avesse ragione su certi giocatori? Buonasera a tutti. Per tutte queste domande poi quando ti risponde? Con calma però, con calma, no? Abbiamo tempo. Giulia, un attimino. C'è tempo. Intanto subito alla prima, rispondiamo alla prima. Cioè? Il rientro di Toscano. Te la rifaccio. Secondo me la società richiamerà Toscano, quindi secondo questo nostro telespettatore. Tu cosa ne pensi, Carlo? Richiamerà Toscano? Toscano riandrà alla guida tecnica? La vedo dura, insomma, per un ritorno di Toscano. La vedo veramente dura. Quindi qua non si va a sbandierare né per l'uno né per l'altro, ma una dinamica dopo 3 partite di un ritorno. Cioè, ci dovrebbero essere gli sfracelli per tornare Toscano. Il Catania dovrebbe perdere il secondo posto per tornare Toscano. Posso dire la mia? Sì, certo. Come no. Percentuali di ritorno di Toscano? 1%. Aia. Ok, così abbiamo dato È dura. un punto, è dura, esatto.
Viali è stato preso per migliorare e non per peggiorare la situazione. Grella, vattene, quindi proprio sono durissimi. Buona serata, voglio subito Toscano perché Viali non ha capito niente, squadra senza anima e poi giocatori come Quaini, Jimenez e Pieraccini in panchina. Ma di cosa stiamo parlando? Non c'è nulla da commentare, è solo vergognoso e non meritiamo nemmeno il secondo posto. Buonasera a tutti, ma perché mister Viali sta stravolgendo tutto? Perché non è partito da quella che era una certezza, e cioè la difesa, che era l'arma di questo Catania? Voleva dare più profondità e presenza in area, poteva studiare sul centrocampo e attacco, ma invece sta stravolgendo totalmente tutto, senza successo tra l'altro, e adesso abbiamo il fiato delle inseguitrici sul collo per il secondo posto. Ci fermiamo un attimo, sì, ci fermiamo un attimo. Tante Così domande. Vediamo la classifica. La certo. vediamo la classifica. La vediamo perché... Adesso chiediamo a Gaetano Marano di farci vedere qual è la classifica in questo momento. Poi ho preparato un contributo su questo discorso della volata al secondo posto. E adesso lo vediamo anche quello. Questa è la classifica oggi. Dopo 35 giornate ne mancano 3 alla fine del campionato. Padanè. Il Benevento ha 80 punti, è stato promosso in Serie B e ha fatto quello che avrebbe dovuto fare il Catania. La mission di quest'anno del Catania, la mission dichiarata del Catania non era i playoff. La mission dichiarata di questa società, di questa dirigenza e dell'allenatore toscano era il primo posto. Guardate che distacco c'è tra il primo e il secondo posto al momento occupato al Catania e ci rendiamo conto del perché quando è stato chiaro che ormai questo avvicendamento nella prima posizione in classifica era diventato di fatto impossibile, quando il Catania si è fatto superare di così tanti punti da diventare il Benevento irraggiungibile, ho parlato di fallimento del progetto. Bene, vorrei sentire... C'è un fallimento, poi il resto lo dice Alessandro. No, perché adesso poi Alessandro ci va a vedere un po' di grafiche. Beh, dall'inizio della trasmissione parliamo solo in chiave allenatore. Sì. Io sposterei la valutazione anche alla squadra, perché comunque poi i protagonisti sono i calciatori. Sulla partita di ieri pesano 2 gravissimi errori individuali, 2 errori tecnici che hanno completamente cambiato l'inerzia della partita. Quindi il mio pensiero, al di là del fatto che sicuramente se Viali è arrivato per fare giocare bene il Catania e farlo vincere, ad oggi chiaramente questo tipo di risposte non le abbiamo avute, anzi ieri c'è stata una prestazione scadente e un risultato pessimo. Però tornerei su alcune valutazioni che forse a inizio stagione tutti all'unanimità abbiamo attribuito a questa rosa, insomma, una qualità nettamente superiore al resto del girone che poteva primeggiare insieme al Benevento / Salernitana. Oggi, dopo 35 partite, dopo 2 gestioni tecniche, dopo averli visti praticamente tutti questi giocatori, non credo che quelle valutazioni oggi trovino rispondenza sul rettangolo di gioco. Quindi andrei a fare un'analisi anche su valutazioni che chiaramente appartengono alla dirigenza, perché la scelta dei calciatori con l'avallo dell'allenatore è stata della dirigenza, che sicuramente ha dovuto correggere in corsa tanti aspetti della squadra, perché sono stati degli infortuni molto importanti, ma nell'insieme tra il mercato della scorsa estate e il mercato di gennaio non è uscito il roster in grado di primeggiare il campionato. Dobbiamo dirlo apertamente, perché le occasioni il Catania ne ha avute tante per potersi anche staccare in testa alla classifica. 31 gennaio. Le ha fallite tutti i momenti importanti, cruciali della stagione. Questa squadra li ha falliti. E l'esempio della partita di Sorrento non è servito assolutamente a nulla, perché la partita di ieri, a mio avviso, è peggio di quella di Sorrento, in relazione all'avversario che affrontava il Catania, a quelle che dovevano essere le motivazioni, la spinta del nuovo ciclo tecnico, la vittoria di Latina. Questa squadra, arrivato sul più bello, scompare dal campo. La cosa inquietante è la mancanza di reazione.
Tu puoi anche subire 2 gol, ci possono stare gli errori, ci mancherebbe altro, non sono dei robot, ma hai 67-70 minuti per tornare in vantaggio e fargliene altri 2 al Picerno. Sei il Catania. Il Catania ha fatto una partita pessima da un punto di vista mentale. Alessandro. E questo aspetto purtroppo, caro Angelo, nessuno lo può allenare, nel senso che se sono delle tare proprio congenite da un punto di vista sportivo, certo. non le puoi eliminare. Sono d'accordo, Alessandro, su quello che stai dicendo, ma è chiaro però che ieri anche da un punto di vista tattico il Catania ha subito, attenzione, ha subito il Picerno. Angelo, perché si è lasciato in mano al Picerno il centrocampo. In pratica, Angelo, in pratica Di Tacchio ha giocato da solo, perché Di Noia è un palleggiatore di metà campo, ma non è un uomo che può in qualche modo contrastare, che può andare a fare arginare la manovra avversaria. Se il Catania ogni volta che ha giocato con squadre che fanno il 3-5-2, che hanno un modulo 3-5-2, è andato sempre in sofferenza, perché ieri questo campanello d'allarme non è stato avvertito da Viali? Questa è una domanda, una considerazione che faccio io da un punto di vista tecnico. Allora, tatticamente è quello il cuore del problema, non ci sono dubbi. Bisogna portare dei correttivi. Assolutamente vero. Quaini in panchina, onestamente, è una bestemmia, perché un giocatore, l'unico che ha quel dinamismo, quella capacità di recuperare palla, che è la prerogativa che cerca Viali. Viali cosa cerca? Riconquistare palla velocemente, più alti possibili. Se togli Quaini è ovvio che ti privi del vero specialista di questa caratteristica. Facciamo 2 piccoli passaggi. Dal punto di vista tattico sono d'accordo con Angelo. Il Catania, che di Toscano faceva una contrapposizione uomo contro uomo, anche contro il 3-5-2, il play era andato a prendere da uno dei 2 mediani, o Quaini o Di Tacchio, la mezzala veniva andata a prendere da un braccetto. Quindi il Catania pareggiava, molto spesso Pieraccini o Celli, il Catania pareggiava l'inferiorità numerica a metà campo facendo alzare un braccetto. Ieri Franco era liberissimo di giocare, il play avversario, sempre libero di giocare. La posizione di Gemignani ha dato grande fastidio perché partiva da destra, ma avendo Cardoni davanti svariava per tutto il campo, è diventato un terzino che faceva a volte il trequartista e non veniva mai preso da nessuno. Quindi in questa situazione il Catania si è trovato in difficoltà. Perché? Perché penso loro si aspettassero un 4-2-3-1, un 4-3-3, di solito il Picerno gioca in questo modo. Ha tolto un attaccante per mettere un centrocampista in più, si è ritrovata una squadra schierata in maniera diversa e dal punto di vista tattico ha concesso qualcosa. Per tornare su Quaini, e vorrei aggiungere Allegretto, che sono stati secondo me i 2 grandi esclusi. Quaini soprattutto perché Viali deve sapere che c'erano prima delle gerarchie e queste gerarchie avevano portato il Catania al primo e al secondo posto, e Quaini sicuramente quest'anno è stato il centrocampista che ha reso di più, quindi non si può sconfessare questa gerarchia. Così come il ruolo di centrale di sinistra, Allegretto è un mancino naturale ed è l'ideale per giocare una difesa a 4, lo ha sempre fatto. Quando è stato chiamato in causa, Allegretto ha fatto 10, 12, 15 partite, tutte da più di 7. Non può essere in questo momento sorpassato da Carnielutti, con tutto il rispetto per Carnielutti, che non aveva, a parte Sorrento, non aveva mai giocato. Quindi qua secondo me delle riflessioni Viali se le deve fare per agire e capire il materiale che ha a disposizione il più in fretta possibile, se no non ci sarà tempo ai playoff. Dobbiamo fermare tutti, dobbiamo andare in pubblicità, torniamo subito dopo, prepariamo anche qualche grafica, cominciamo qualche grafica e poi dovrei sentire Max, però al rientro dalla pubblicità Max, fra pochissimo. Ripartiamo, siamo ancora in studio, vado da Max Velotto perché ieri il direttore di gara
è stato, come dicevo prima, invisibile, neutro, come deve essere un arbitro. Quindi la partita da questo punto di vista non ha offerto grandissimi spunti. Ma c'è un detto che dice che l'arbitro migliore è quello che non si nota, quindi secondo me ieri l'arbitro ha accompagnato la partita nei suoi eventi, non ci sono stati particolari episodi che possono, diciamo, aver condizionato anche la gara. Il Catania deve recitare il mea culpa, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Ieri l'arbitro, anche grazie alla sua esperienza, come ho detto prima della partita, non avevo dubbi che De Angeli, che tra l'altro conosco molto bene come avendolo incontrato negli ultimi 2 anni diverse volte, è un arbitro che poi tra l'altro utilizza molto il linguaggio in campo, dialoga molto con i calciatori, fa molto opera di prevenzione verbale, poi c'è un carico disciplinare di 6 ammoniti, però sono tutti episodi che ci potevano stare. Poi vedremo un pochettino nel dettaglio quelle che sono state le 2 ammonizioni che a noi ci colpiscono particolarmente, perché sono 2 ammonizioni che portano alla squalifica di Casasola e Jimenez per la trasferta di Crotone. Nel complesso la prestazione è stata molto molto positiva, io gli ho dato un 7 perché comunque non si è notato per niente, ed è stato bravo anche in occasione del primo gol del Picerno, perché poi spiegherò dopo perché c'è stata quella lunga revisione. Allora, lo vedremo. Comincia Andiamo sulla prima la grafica. prima grafica, Per vediamola. fotografare bene il momento non solo della gestione viali ma anche dell'ultimo periodo di campionato del Catania. Abbiamo fatto la classifica del girone C delle ultime 6 giornate, quindi 3 gare sotto la gestione Toscano, 3 gare sotto la gestione Viali. Il Catania si trova a 8 punti insieme al Siracusa, a 16 c'è la Casertana, poi il Cosenza con 13 insieme al Benevento, Casarano 11, Crotone e Cerignola 10, Giuliano e Salernitana 9. Quindi il Catania in questo segmento di campionato ha fatto peggio della Salernitana, che in questo momento è una squadra totalmente alla deriva. Il Catania ha fatto gli stessi punti del Siracusa, con tutto il rispetto per il Siracusa, obiettivi completamente diversi. 2 idee che mi vengono in mente grazie a questa grafica, Alessandro, che fotografa non soltanto il momento di Viali, ma quello che c'è stato. 3 partite e 3 partite. Quindi comprendiamo l'andamento di questo Catania. Quando ti dico che il Siracusa è una squadra che ha umiliato il Catania, l'ha umiliata sul piano del gioco, sul piano tattico, sul piano della mentalità, quella di cui parlavi prima. Il fatto che Max abbia parlato di una partita estremamente corretta ieri mi allarma. Mi allarma perché se io fossi un giocatore del Catania, io ieri mi faccio espellere. Cioè io ieri metto in campo tutta la rabbia che ho, tutta la voglia di dimostrare di poter reagire, anche a rischio di compromettere un cartellino giallo, non voglio dire rosso, ma assolutamente una squadra che si è arresa, e non è la prima volta che succede, una squadra che si arrende agli eventi. Quel giorno, mi ricordavi Max, quel giorno di cui abbiamo parlato, in cui il Catania è andato a giocare contro il Sorrento e Benevento e Catania erano tutte e 2 a pari punti. Il Benevento il giorno dopo andò a giocare a Bergamo e mi ricordavi che andò sotto di 2 gol. 3-1, 3-1, 4-3. Ecco, la partita di ieri può anche essere un 1-2, ma può diventare, deve diventare 2-2, o comunque se non diventa 3-2 o 2-2, io sul campo voglio vedere gente che lotta, non gente che si arrende agli eventi e che inerme. No, oltretutto con gesti di reazione che denotano, ma questo sarà argomento del prossimo step, una situazione incandescente. Vabbè, possiamo dirlo, quando è stato sostituito Caturano è successo quello che è successo. Quello che è successo, perché adesso apriamo un fronte, non parlo del Catania perché non ho elementi per poterlo affrancare al Catania questa sensazione che ho. Però l'esperienza del calcio di Max, di Carlo, di chi ha fatto questo mestiere e questo lavoro, oggi può scatenare all'interno di qualunque spogliatoio, quindi Catania compreso, non ho detto che questo ci sia, ma è altissimo il rischio che questo accada, una detonazione che può lasciare davvero inebetiti
anche chi ama fare le statistiche e che ci vede all'ultima posizione insieme al Siracusa. Perché oggi ci Ma dobbiamo non era ultima posizione, voglio dire. ultima posizione di quella classifica che ci porta a contatto con una squadra che ha avuto 20 punti di penalizzazione e che deve provare a salvarsi. Cioè in questa classifica il Catania è nono. Allora, Ok. a fronte di Nono questa decimo. situazione, come si interviene? Chi deve intervenire? Se oggi probabilmente i vecchi dicono ma perché mi hai tirato fuori, i nuovi non hanno titolo per quello che ho dimostrato in campo, per poter diventare titolari, e chi la deve risolvere una situazione del genere? Viali, che è arrivato da 3 settimane? Chi la deve risolvere? Pastore? Probabilmente, direttore sportivo, ma in questo momento la dirigenza deve prendere una posizione chiara di tutta presenza, e la presenza magari la si può fare in 1000 modi. Io non parlo del Catania, ma parlo in generale. La dirigenza non può restare a riflettere dopo che hai perso una partita in casa e probabilmente mediti su quello che va fatto. Io fossi del dirigente rappresentante o di uno dei dirigenti del Catania, sarei sceso immediatamente negli spogliatoi, senza passare dal via, anche per guardarli in faccia. Poi lo stile, l'atteggiamento, però oggi rischiamo, abbiamo perso la prima posizione in classifica, abbiamo perso un allenatore, ne abbiamo messo un altro nelle condizioni di dover fare una corsa ad ostacoli contro il vecchio. E abbiamo messo a repentaglio il secondo posto. Stiamo per mettere a repentaglio il secondo posto. A fronte di una situazione del genere, la dirigenza deve prendere una posizione di assoluta presenza e deve anche mostrarsi ai media, perché questo è il momento di parlare, questo è il momento, se dobbiamo remare tutti verso un obiettivo, perché nessuno di noi vuole l'esclusione dai playoff. Se tutti quanti dobbiamo fare fronte comune, dobbiamo anche capire quello che sta accadendo, quello che è accaduto, prima che vengano veicolate notizie del tutto destituite o improbabili. Perché poi cosa succede? Che mediaticamente circolano idee, opinioni che possono diventare virali nell'atteggiamento di chi invece in questo momento deve cercare di fare fronte comune. Quella classifica avulsa è l'elemento che contraddistingue quest'ultimo periodo del Catania. Te ne posso far vedere un'altra? Fammela vedere. Così le mettiamo insieme? Sì. Mandiamo in onda la seconda grafica che abbiamo concordato in ordine di emissione con la regia, per farvi vedere come nel girone di ritorno, se il Catania si è staccato dal Benevento in maniera irrimediabile, è per un rendimento in casa che è precipitato. Abbiamo esaminato le ultime 6 partite in casa, abbiamo 1-0-0 col Cerignola, vittoria 4-0 col Trapani e vabbè, 1-0 stentato col Giuliano, vi ricordate all'ultimo minuto l'occasione del Giuliano a porta praticamente vuota, 0-0 con la Casertana. E qua eravamo ancora con Toscano. Sì, fino alla Casertana, gestione toscana. 1-1 col Casarano, sconfitta col Picerno. Siamo passati da 9 punti in 6 gare interne, quelle che abbiamo esaminato, quindi con una media di 1,50 di punti a partita, contro 28 punti in 10 gare a fine andata. Avevamo una media punti a partita di 2,80 che praticamente si è dimezzata, è scesa a 1,50, con in queste 6 gare esaminate 7 gol fatti e 3 subiti, 1,16 a partita gol fatti, 0,50 gol subiti a partita. A fine andata avevamo un parziale di 22 gol fatti e 0 subiti, con 2 gol e 20 a partita di media e ovviamente 0 gol subiti di media a partita. Quindi tutte queste statistiche ci dicono che nel girone di ritorno il rendimento casalingo del Catania si è dimezzato, proprio seccamente. E questo ovviamente non è un fatto ascrivibile per intero alla gestione Viali, che ha fatto 2 partite in casa, ma è il compendio di quello che è il girone di ritorno. In questi casi, quando ti sei reso conto che ormai il Benevento, chiedo, la mia domanda che faccio al tavolo. Esatto, al tavolo, che ha fatto l'allenatore, che ha fatto l'arbitro. Quando ti rendi conto che il tuo obiettivo principale sta sfumando, quando i dati che analizzi domenica dopo domenica, partita dopo partita, ti stanno condannando, beh, cosa fai? Perché qui
il problema non è la sostituzione di un allenatore per un altro. Abbiamo sempre detto, almeno ditemi se non è così, semmai anche la tempistica sulla quale poi interviene il Catania. Perché mettere nelle condizioni un qualunque allenatore di fare peggio del precedente? Perché di questo stiamo parlando, di questo abbiamo parlato 3 settimane fa, non oggi, perché nessuno qua ha festeggiato l'esonero di Toscano e l'arrivo di Viali. No, perché oltretutto mica stava arrivando, che ne so, Guardiola, non volevo dire qualcuno che avesse vinto almeno un campionato in Serie C rispetto a Toscano. Abbiamo parlato di tempi, abbiamo parlato di metodo, abbiamo parlato di strategia. Chi ha assunto Viali, ma prima Viali, ricordiamo, è stata la terza scelta per quello che ne abbiamo saputo noi. No, perché prima erano stati... Allora, la prima scelta era Fabio Caserta. Perfetto, la prima Poi scelta... c'erano in ballottaggio Maran e perfetto, benissimo. Quindi se non era certamente la prima, se non era la terza era la seconda. Fatto sta che comunque è stata una scelta di ripiego. Perché attendere in quel momento esatto e perché esporre Maran, Caserta, ma qualunque altro allenatore alla gogna mediatica? Caserta ci ha guadagnato perché ha preso la panchina in Serie B nell'attesa, ha preso l'Empoli, per lui la gogna ha fatto non bingo. soltanto dei risultati, ma anche mediatica, di dover far peggio certamente durante la regular season di Toscano. Ci Così è fermiamo, successo. ci fermiamo ancora, poi altre grafiche da vedere, altri messaggi da casa, la Moviola, 3 messaggi, cioè 3 episodi da analizzare. Fra pochissimo a corner. Andiamo subito dalla nostra Giulia. Vedo da tifoso 11 giocatori ma non una squadra, il giocattolo si è rotto. Vi prego richiamate Toscano, il Catania di ieri non ha così nessuna certezza. Toscano non doveva essere esonerato né prima né dopo, è stato un errore gravissimo. Buonasera a tutto lo studio, prima tutti volevano la testa di Toscano, ora però tutti lo rivogliono, incoerenza catanese. Piuttosto penso che se non si poteva prendere un allenatore d'esperienza era meglio a questo punto lasciare Toscano. Io ero in tribuna B, sulla punizione del secondo gol, io e un altro tifoso ci siamo accorti contemporaneamente che la barriera era piazzata male, si vedeva chiaramente che un tiro a giro col sinistro avrebbe preso la porta. Allora errore di Dini, perché la barriera la piazza il portiere, c'è poco da discutere. Questa è una domanda retorica. Ora la prossima partita, come giocherà il Catania senza Casasola e nemmeno Jimenez? Mi auguro che le scelte di Viali con le estromissioni di alcuni calciatori come titolari non crei una crepa nello spogliatoio. Le reazioni dei calciatori lunedì purtroppo fanno capire questo. Ed è quello di cui abbiamo parlato, ne abbiamo parlato in termini generali, senza entrare all'interno dello spogliatoio del Catania, al quale ovviamente non abbiamo accesso, neanche le informazioni, però neanche il quelle, bordo campo lo vediamo allo stadio. Esatto, neanche quelle riservate personali, ma è assolutamente fisiologico che un rischio del genere si possa verificare, se non si è già verificato, perché le reazioni a bordo campo lo dichiarano apertamente, e soprattutto il rischio è che queste scorie, in uno all'andamento verticale in termini negativi nelle ultime 6 giornate di campionato, possano compromettere le ultime che abbiamo ancora da giocare. Ricordiamo che ne abbiamo 2 trasferte ed una in casa, e soprattutto il secondo posto. Allora, ci fermiamo qui un attimo, Giulia. Apriamo una parentesi dedicata alla Moviola per rivedere qualche episodio della partita di ieri. Ne abbiamo selezionati 3. Sì. Cominciamo dal primo, che è il gol del Picerno. Lo vediamo dalla partenza, Max, tutto quanto. Abbiamo selezionato il gol del Picerno perché praticamente quasi così sotto, diciamo, l'attenzione di tutti, c'era un po' questa cosa di dire: ma perché l'arbitro sta controllando? Ma cosa sta controllando? Perché tutti possono pensare che un qualcosa può essere solo nella parte finale dell'azione. In realtà qua c'è il lancio del portiere, c'è questo controllo di braccio da parte del giocatore del Potenza che
Picerno, Picerno che innesca il compagno Miceli. Succede quello che succede, cross al centro, colpo di testa e rete. L'arbitro è stato richiamato dall'operatore FVS e dal quarto ufficiale proprio per verificare se questo contatto di mano poteva essere punibile Tra o l'altro meno. l'arbitro, guarda, vede l'azione. Tra l'altro l'arbitro sì, è in pieno controllo dell'azione. Ritengo, secondo me, la dinamica dell'azione è una dinamica, secondo me, regolare. Non c'è un braccio largo, non voglio usare il termine larghissimo perché deve essere largo il braccio e non larghissimo. C'è questo pallone che sbatte sul braccio corpo del giocatore, innesca l'azione del compagno che poi crossa al centro e segna di testa il compagno. Quindi l'arbitro si è soffermato a verificare questa situazione che io ritengo sia regolare e quindi giusta anche la valutazione dopo la revisione all'FVS, che ricordo ai telespettatori che comunque qualsiasi gol viene segnato viene comunque sempre fatto un controllo di default sulla regolarità di tutta quanta l'azione. Sì. Carlo, scusami, su questo episodio da ex difensore, ma Miceli non poteva fare fallo su Pugliese? Miceli deve mettere quando lo sa, deve mettere nel la palla momento fuori, in non cui ci arriva la più. percezione non ci arriva più. Però deve mettere la palla fuori, è in netto anticipo. Lo Ha possiamo sbagliato lo rivedere al stop. volo? Sì, lo possiamo Se rivedere, lo rivediamo, vediamo anche che il Catania non riesce a pressare sui riferimenti. Bianchi riceve palla tranquillamente. Guarda quanta distanza c'è. Un vuoto, c'è un vuoto, bravo, sì. tanti vuoti. Anche qui Cardoni riceve di spalle, non c'è la pressione adeguata. Ma dico qui, guarda, qua non qua può poteva già fare fallo. intervenire, sì. Poteva anche intervenire. Prendeva cartellino Ma giallo già sicuramente. L'errore grave è quello lì dove cerca di stoppare la palla e uscire con la palla e non riesce. Lì può mettere la palla tranquillamente fuori. Ma guarda quanta distanza c'è tra i centrocampisti, i difensori Scelli e Cardoni, per esempio. L'avessimo avuto noi a Breu ieri. Allora, vorrei farvi vedere adesso due ammonizioni. Sì, Sono due velocemente, velocemente, anche perché sulla prima sinceramente non mi trovo molto d'accordo con la decisione dell'arbitro. Stiamo parlando dell'ammonizione a Casasola. Secondo me, al di là del fatto che ci possa essere il gesto tecnico, diciamo, di interrompere l'azione, secondo me non ci sono né gli estremi del fallo imprudente né tantomeno gli estremi per una SPAP, cioè per una promettente azione di ripartenza. Secondo me, come ho detto ieri in diretta, qua l'arbitro, nonostante un arbitro di esperienza, ha voluto più diciamo fare, non dico compensare, però non vediamo la prima ammonizione che è stata fatta al giocatore del Picerno, però è una ammonizione per trattenuta su Lunetta, che però lì c'erano i presupposti per un'azione propensiva. Qua è molto dinamica, qua Angelo è come l'azione di Jimenez la settimana scorsa, 2 settimane fa. Ti ricordi che io dissi che l'arbitro secondo me aveva fatto bene? Ecco, in questa situazione qua secondo me l'arbitro sbaglia pesantemente, perché questa ammonizione porterà alla squalifica del giocatore argentino per la trasferta di Crotone. Scusami Max, a termini di regolamento, in questi casi il Catania poteva giocare la card? No, non la può giocare. No, non si può giocare perché per quanto riguarda i provvedimenti si può soltanto intervenire per richiedere un cartellino rosso. Cioè, se mettiamo per assurdo che il Catania qua chiamava una card perché vedeva nel giocatore del Picerno il tentativo di una condotta violenta, di un gomito largo, insomma i soliti escamotage che poi quest'anno ci hanno anche un po' insegnato le squadre a raggirare quello che è un po' la regola. L'arbitro andava a vedere, il Catania perdeva la card, ma l'ammonizione comunque rimaneva, perché non è che va a togliere l'ammonizione. Poi andiamo a vedere l'ammonizione di Menez, che secondo me è un'ammonizione sciupata, e questa è veramente una munizione che secondo me non ha senso buttarsi in area di rigore in quella maniera lì, innesca anche un certo tipo di nervosismo. Invece secondo me invece di pensare a fare queste cose qua bisognerebbe mettere un pochettino più, passatemi il termine, un po' di cazzimma, Angelo, piuttosto che andare a cercare qualcosa che l'arbitro individua subito, perché poi è talmente plateale, e questa ammonizione gli costa comporta la squalifica di Crotone.
Allora, abbiamo chiuso con la moviola i 3 episodi. In realtà ho fatto preparare poi questa mattina durante la lavorazione i 3 gol. Nel senso, A quelli ce li devo spiegare Carlo. per attenzionare meglio che cosa è successo. Partendo dal gol del Catania, che aveva dato l'impressione che questa partita potesse andare in un certo modo e poi non è andata completamente in quel senso. Sono 3 clip. Adesso chiedo alla regia, vediamo subito il gol del vantaggio. No, questa è la munizione di Jimenez, ma abbiamo lì clip, eccolo qui. Questo è il gol, l'abbiamo visto e l'abbiamo montato tutto dall'inizio alla fine. C'è un po' di errori anche in difesa. Sì, del Fabbro che sbaglia, svirgola il tentativo di rilancio, e poi Lunetta che lavora bene, vede l'inserimento di D'Ausilio e lo premia con i tempi giusti. Quindi, Cioè, questa giocata Lunetta Caturano con Del Fabbro che va in anticipo, poi è bravissimo qua nel corpo a corpo Lunetta, è bravo anche D'Ausilio a inserirsi nel cuore dell'area di rigore, batte un rigore in movimento praticamente e fa gol. allora, vediamo invece. Abbiamo visto il gol da con tutte le telecamere, insomma, che ieri Per dire c'erano. che questi sono stati sicuramente primi 15 minuti, 20 minuti di partita giocati meglio dal Catania. Più interessanti, Ha forse. aggredito l'area di rigore avversaria, ha cercato di verticalizzare, quindi sono scesi in campo con le idee chiare. Il problema nasce quando il Catania inizia a prendere il primo gol e da quel momento in poi... Adesso ci si è spenta la arriviamo. luce. Adesso ci arriviamo perché nel sottolineare questo gol possiamo osservare come in realtà il Catania in fase difensiva qui ha 3 giocatori che commettono degli errori. C'è anche Celli che Celli molla proprio. è assolutamente. Celli poteva in questo caso prendere il posto di Miceli e andarsi a cercare di posizionare verso il primo palo per proteggere a zona il primo palo. Carnielutti deve marcare a uomo Abreu è bravissimo, c'è anche la bravura dell'attaccante avversario. Capisco bene, però Di altro Carnielutti non c'è. non può stare alle spalle dell'attaccante. Guardate, No, guardate, veramente Un attimo lo vede, lo Sì, guarda, veramente, e poi lo perché lui perde. è avanti. Guardate Carnielutti Abreu. nella prima fase è avanti. Sì, però poi però poi dopo guardate rimane il dietro. movimento a mezzaluna di Abreu. Guardate Guarda, ora, gli gira guardate. intorno, gli gira intorno. Movimento dell'attaccante vero. Tac, aggredisce il palo, colpo di testa e gol. Però posso fare una domanda generale a te, Carlo, perdonami. Carnielutti l'hai fatto giocare, l'hai fatto esordire bene, mezzo tempo, 7 giorni dietro, a Latina. Perfetto, bene. Hai sponsorizzato un giocatore. Perché non lo cambi ieri all'intervallo? Come hai che cambiato è- Gherardi? È il primo dei ragionamenti che devi fare. Anziché esporlo poi alla gogna mediatica, perché poi ieri Carnielutti è andato in tilt. Sì. È andato in tilt su tutti i palloni, anche le cose più facili, perché poi il peso del Massimino in uno stadio dove risuonano i fischi e non gli applausi diventa un macigno per chiunque, soprattutto per uno che ieri aveva Massimino fatto... non era pianissimo, non Angelo, so, ma dico per uno che aveva fatto tanti soltanto motivi. 45 minuti, Soprattutto per uno. 90 minuti alla prima apparizione, 45 giù di lì nella seconda volta, probabilmente lì lo devi cambiare, perché quella è una scelta che va fatta prima della sostituzione di Caturano, perché questo giocatore lo hai a questo punto perso. Io non so con quale... Angelo si è perso da solo, dai. Ancora con Caturano, dai. No, si è Carnielutti. Ah, pensavo No, Caturano. no. Ah, Vogliamo scusi. vedere anche l'altro Ecco, gol, perché dai, qui di questo ne parliamo. lo ha sottolineato prima Carlo, qui c'è stata una dormita di tutti quanti, perché non si può guardare C'è quella anche palla. la bravura dell'avversario, Angelo. Ha fatto Sì, un gran gol. io sto Lì- dicendo la il secondo, punizione, il secondo, sì, dai, il secondo ragazzi, qui è c'è- una dormita generale. Non si può, guarda, da Non questa c'è la telecamera giusta si vede attenzione. come tutti i giocatori del Catania sono fermi. Non c'è la giusta attenzione, la giusta cattiveria che Se la avevano barriera è prima piazzata bene, la palla non passa. nel proteggere Alessandro, Dini. ma se il tuo portiere, tutto nasce da ma lì. se il tuo portiere però fa quella parata lì, attenzione. la respinta Ho capito, c'è stata. ma se la barriera è piazzata bene, il pallone non passa. Vabbè, stiamo parlando di allora, nulla. Se tutte le barriere fossero piazzate bene, nessuno avrebbe calcio. Cioè, gol su calcio, Guarda la barriera come è messa. D'accordo, Io- la barriera Ma si ma stiamo sposta, scherzando. la barriera Allora c'è balla. anche, Allora, c'è anche il io non coccodrillo. voglio andare contro l'amico Alessandro, però al di là di quello che è il messaggio che ha mandato anche il tifoso dicendo che era in tribuna B, ha visto il piazzamento della barriera errata e quant'altro, qua c'è secondo me proprio la barriera che si apre proprio,
perché il pallone passa proprio in mezzo alla barriera, non passa all'estrema destra del giocatore ultimo della barriera, qua il pallone passa in mezzo ai giocatori, guardate, sì, perché saltano, passa in mezzo ai giocatori, c'è un buco, sì, sì. passa proprio in mezzo a D'accordo, quello che salta e quell'altro. Dini però respinge, ma Sì, a quel punto, a quel punto devono andare a aggredire. proteggerlo. gli altri stanno tutti a dormire. Certo. È una Vabbè, dormita già. allora, ci fermiamo Hanno con questi fatto episodi. Pasquetta in area. Con Esattamente. una domanda posso farla e dopo mi risponde. Dopo Ma- la pubblicità, sì, segnati ma- questa ok. domanda. Come può Viali dire a fine partita sono soddisfatto della partita che ho visto? Per me è stata l'esperienza migliore. finora migliore che ho avuto col Per Catania. chiudere degnamente questo pomeriggio. Ci fermiamo un attimo, pubblicità e fra poco saremo di nuovo insieme. Allora, siamo in debito di una risposta a Patanè, Carlo. Sì, no. In realtà ieri alle domande, insomma, ha risposto Viali che i primi 25 minuti, io direi 20, perché oggi ho rivisto la partita, 20 minuti il Catania ha fatto molto bene e si è visto che la squadra ha provato di mettere in pratica quello che era stato provato in settimana. Non ha detto che poi per i restanti minuti la squadra non ha fatto più quello che avevano provato, perché è una squadra troppo lunga, una squadra molle che ha creato veramente poco. Nel secondo tempo 2 sole occasioni da gol, quella di Casasola e quella di Menez, non giustificano contro il Picerno una prestazione positiva. Carlo, domanda secca, ma sarà un mio tormentone. È che è un interrogatorio? No, domanda secca, assolutamente. Noi ci siamo lamentati gli scorsi anni che il Catania non abbia avuto la preparazione al precampionato con delle partite amichevoli importanti. Per me questo momento è un nuovo campionato che inizia per il Catania, con un nuovo allenatore, con un nuovo sistema tattico. Ma pensi che sia così avventata l'idea di organizzare ogni settimana una partita reale, vera, su campo vero, non su campo ridotto, per vedere all'opera giocatori sulle fasi di gioco con le misure giuste? Sicuramente il giovedì potrebbe fare lui una parte di lavoro tecnico-tattico e una parte di partita contro uno sparring partner che può essere la Primavera o una squadra di Serie D che possa essere invitata a giocare a Catania. Andrebbero molto volentieri tante squadre di Serie D a misurarsi contro il Catania e sarebbe un test sicuramente per conoscere meglio la realtà di tanti giocatori che probabilmente mister Viali non conosce, avendo allenato e seguendo secondo me quest'anno tanto la Serie B, perché lui ambiva a rientrare dove aveva allenato negli ultimi anni, sicuramente conosce qualche giocatore, le caratteristiche di tanti giocatori del Catania. Proprio collegandomi a quello che dicevi te, Angelo, secondo me c'è proprio il fatto se il Catania dovesse confermare la seconda posizione da qui alla fine del campionato, ricordiamoci che giocherà 20 giorni dopo la fine del campionato, cioè stiamo parlando di 3 settimane nelle quali secondo me, come giustamente rilevavi, sarebbe ideale quello di poter accelerare quelli che sono gli aspetti tattici inserendo nel programma di allenamento durante le settimane una partita per testare quelli che sono i nuovi schemi, i nuovi movimenti, le nuove... Contro la squadra vera, sul certo, campo vero, sul campo vero, regolamentare, al Massimino, o comunque su un campo che non sia dimensioni ridotte e non si giochi nella parte larga del Cibalino per utilizzare una parte di terreno di gioco dove le misure, i lanci e tutto quanto viene viziato da questa situazione. Torneremmo a un discorso originario sul fatto che questa squadra ancora quest'anno non abbia trovato un campo di allenamento, avranno comprato Torre del Grifo, ma si allenano ancora al Cibalino, il che significa che davvero si sono spesi tanti e tanti milioni di euro, alcuni per fare contratti triennali, ma non si è pensato di fare un contratto annuale in attesa di Torre del Grifo per far allenare questa squadra quantomeno 1 o 2 volte alla settimana su un campo regolamentare. Allora, adesso vediamo la prossima grafica, Sì. Alessandro. In ordine di emissione il nostro Gaetano Marano ci fa vedere il contributo che abbiamo preparato ed è la volata per il secondo posto che dopo ieri, non solo per la sconfitta del Catania, ma per le vittorie concomitanti di Cosenza e Casertana, torna in discussione. Abbiamo a 3 giornate alla fine Catania 68 che deve affrontare il Crotone fuori casa,
il Potenza in casa e l'Atalanta Under 23 fuori casa, differenza reti più 31, poi vi spiego perché. Il Cosenza, che ha meno 5 punti dal Catania, dovrà giocare a Picerno la prossima settimana, riceverà il Trapani e poi chiuderà a Cava dei Tirreni. Tra Catania e Cosenza, in caso di arrivo a pari punti, è in vantaggio il Cosenza per la miglior differenza reti nei due confronti diretti, 4-1 e 2-0. La Casertana, 62 punti, che ha scavalcato anche la Salernitana, deve affrontare il Cerignola in casa, andare a Latina e chiudere in casa sempre col Giuliano. Differenza reti della Casertana più 10. Perché vi sottolineo questo? Perché in caso di arrivo a pari punti tra Catania e Casertana, Scontri diretti uguali, 2-2, 0-0, si conta la differenza reti generale. Il Catania più 31, la Casertana più 10, un distacco incolmabile in 3 giornate. Quindi nel caso di arrivo a pari punti tra Catania e Casertana, il Catania sarebbe avanti per la miglior differenza reti. L'andamento delle 3 squadre nel girone di ritorno è stato uguale, 27 punti tutte e 3, con una distribuzione dei punti diversa. Hanno vinto più volte Cosenza e Casertana, 8 rispetto al Catania 7. Il Catania ha perso 2 volte in meno rispetto a Casertana e Cosenza, ma ha fatto 3 pareggi in più. Nella distribuzione gol fatti subiti hanno fatto praticamente gli stessi gol, ma il Catania ha la miglior difesa di queste 3 squadre il giro di ritorno, con 13 reti subite contro 17 e 19. E quindi, il trend è quello che mi preoccupa, Alessandro. assolutamente, perché nella prima grafica che abbiamo messo in onda, il trend, se al volo ce la può rimostrare Gaetano Marano, la prima delle grafiche che abbiamo messo in onda, guardate il trend, ultime 6 giornate, Casertana 16, 8 punti in più del Catania, Cosenza 13, 5 punti in più del Catania. Che equivale al trend col quale ci eravamo lasciati tra la fine del girone d'andata e l'inizio del girone di ritorno, quando il Benevento poi ha cominciato a mettere la freccia, quando anche le altre squadre si sono avvicinate, e ancora una volta è stata una situazione ampiamente sottovalutata. È una situazione che il Catania deve valutare con estremo rigore, e quando parlo di rigore riguardo un po' tutto l'asset, dai giocatori alla squadra, all'allenatore, al tecnico, a chi si occupa dei rapporti con i giocatori e soprattutto alla dirigenza, che non può stare ad osservare soltanto, ma deve in un certo qual senso prendere delle decisioni sagge e in ogni caso di compattezza, perché altrimenti rischiamo di perdere anche questo tesoretto e arrivare totalmente sfibrati ai playoff. Sono troppo distante dalla realtà nel dire che la prossima giornata è decisiva per la volata secondo posto. Io direi di Catania che va a Crotone, avversario che comunque Tosto. rimane molto molto ostico, anche se ha perso l'ultima a Giuliano, ma ha dei giocatori importanti per la categoria: Gomez, Maggio, Zunno, Vinicius, giocatori che hanno comunque un peso specifico non indifferente nella categoria. È un morale, quello del Catania, che è da ricostruire in toto nell'ottica di una partita importante come quella dell'Ezio Scilla, dove sai che ti vai a giocare tanto. Anche perché ieri, e questo è anche opportuno sottolinearlo, abbiamo resuscitato una squadra che non vinceva dal giorno di San Valentino. 7 partite, 4 sconfitte. Una situazione che ovviamente non può non apparire. Angelo, il Casarano è arrivato a Catania che aveva perso le ultime 4 gare in trasferta. Di che ti sorprende? Ma Dai. mi sorprende l'idea che ancora una volta non riusciamo a comprendere quale sia il concetto di unità che regni in tutti i settori di questo gruppo rossazzurro, perché Allora, la sensazione è che di unità ce ne sia davvero poca. Alessandro, Sì. dobbiamo fare una scelta a questo punto. Pagelliamo. Pagelliamo? Pagelliamo. Allora, pagelliamo, Senza dai. migliore, perché questa settimana non c'è c'è migliore. alcun migliore. Per questa settimana, ma andiamo a vedere invece le pagelle per quanto riguarda tutto il campetto, e iniziamo dall'allenatore Viali con voto 4, quindi proprio insufficiente. Dini 6, Casasola 5,5, Carnelutti 4, Miceli anche per lui 4, Celli 5, Di Noia 4, Jimenez 5,5 che prende il suo posto, Di Tacchio 4,5, Quaini 6,
che lo sostituisce, 5,5 per Lunetta e anche per D'Ausilio, 5 per Corbari che sostituisce appunto D'Ausilio, 5 anche Bruzzaniti, 4,5 Caturano e 5,5 per Cicerelli che poi prende il posto di quest'ultimo. Pare che sono pagelle. Vuoi difendere Caturano anche questa Voglio settimana? difendere il migliore è stato il pubblico di Catania, bravo. perché anche nel giorno di Pasquetta, non lo dico per Bravo. populismo perché importa poco Vero. farmi degli amici, Bravo. ma il pubblico di Catania ha dimostrato due cose, che anche il giorno di Pasquetta con 30 gradi avvertiti è rimasto allo stadio, c'erano le curve che hanno aiutato la squadra durante tutti i momenti, salvo per fischiarla alla fine di una partita indegna e indecente. Il pubblico di Catania finalmente ha appreso una cosa importante, che non possiamo rischiare altri Daspo, non possiamo rischiare altre diffide, perché alla fine della partita buona parte della tifoseria organizzata si era un po' riunita attorno alle curve, nelle adiacenze poi del passo carraio della squadra. Mi è parso ancora una volta, per la prima, una decisione davvero saggia, quella di dare uno sciogliete le righe, per evitare che ancora una volta si parli di Catania come una piazza dove ribolle anche l'atteggiamento violento. Ne abbiamo troppi di questi esempi. Ieri invece la gente di Catania, nonostante l'umiliazione subita sul campo, ha protestato alla fine, lo ha fatto civilmente, dopodiché ha protestato anche dopo, ma dopodiché è andata via civilmente senza creare ulteriori scompensi. Questo è un segno di grande maturità e il migliore, se mi permetti Alessandro, lo do ai 7.000, ai 6.000 che erano presenti al massimo. E su Caturano? Su Caturano dobbiamo fare un ragionamento più esteso, lo facciamo la prossima puntata, perché mi dovrei spiegare chi avalla un contratto di 3 anni ad un giocatore del quale si riconoscevano sia le caratteristiche, sia le qualità, sia il momento della fisicità di questo giocatore. Allora, dopodiché riflessio- poi, ultimo Ma appunto, ha fatto bene a contestare la sostituzione o forse era meglio che se la prendesse con se stesso? ma con se stesso di che? Alessandro, primi 20 come minuti, un quarto d'ora ha giocato la partita che doveva certo. giocare. Ma là c'era Abreu, noi avevamo Caturano. La domanda però è un'altra. Abreu ha fatto 10 gol, non abbiamo neanche un giocatore che sia andato in doppia cifra. certo. È colpa di Viali, perdonami. O è colpa di una gestione anche della fase offensiva? Sono stati Allora viene al ragionamenti. ragionamento iniziale della trasmissione, Sono forse stati- c'è stata una sopravvalutazione. Assolutamente no, della... Alessandro. C'è stata, Allora, per voi quanto continuate a mi riguarda, no, facciamo così, c'è stata una Padane, pessima devo fare gestione pubblicità, altrimenti delle risorse del Catania, ed è un Padane. argomento sul Padane. quale non mi schioda nessuno. Padane, ci dobbiamo La fermare. pessima Ci- gestione, perché Padane. quando non ci non arriva provocare l'allenatore, Vagliasini, quando un facciamo direttore- pubblicità. quando un Padane, direttore- Padane, come no? dobbiamo fare pubblicità. Questa storia però non e sono me la le 10 e 2 Vabbè, ma minuti. sta facendo 60 anni, farlo parlare. Si spara le ultime cartucce. manca poco, dai, manca No, poco, manca ne pochissimo, parliamo- manca poco. Pubblicità. Torniamo di nuovo insieme. Allora, gli ultimi 10 minuti, un po' di messaggi da Giulia e poi abbiamo da vedere Un paio di grafiche. un paio di Ancora. grafiche soltanto. Tanto ancora è presto. Ma cosa è successo a questi giocatori? Non si capisce, sembrano proprio scarichi. Si sperava in un cambio di modulo con il nuovo mister, ma qua c'è stato proprio un cambio di mentalità. Ma sbaglio? Oppure il Catania è una di quelle squadre che ha battuto meno rigori? Voglio sperare che queste nuove soluzioni servano in vista dei play-off. Questa squadra ci ha abituato comunque a rovinarci tutti i giorni della settimana, però mancava la Pasquetta. Da un allenatore che ha vinto ad uno che è stato sempre esonerato è stato un attimo. Perché il signor Vagliasindi dice che c'è solo l'1% di possibilità che torni Toscano? Ciao, sono Luca, Curva Nord. Ma non è che la società ha messo Viale a sto punto per farci capire a noi tifosi che Toscano era l'allenatore giusto? Ciao a Voglio tutti. dire, ragionamento. Un thriller. Cioè, una serie TV. Ciao a tutti e complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre. Qua parliamo di secondo posto, ma giocando così rischiamo di perderli proprio i playoff. Invece di dare la colpa al nuovo allenatore, me la prenderei con quei giocatori che non danno il massimo per la maglia. Poi, se tutto va bene, ma proprio deve andare tutto bene, siamo rovinati. Fantastico. Con lo stile British non si va in Serie B.
Poi questo messaggio: io da un po' di tempo che dico a mio figlio che i giocatori del Catania al cambio non si abbracciano più come facevano prima, anzi vedo proprio musi lunghi e anche rabbia. Questo dico che non è un buon segno, perché significa che tra loro non c'è proprio armonia. Buonasera a tutto lo studio, domanda per Vaglia Cindy: a che punto è il recupero di Forte? C'è speranza di vederlo alla prossima col Crotone? Sì. Sì, ma a Crotone ci fanno andare, ti scrive Marco? Si attendono Indicazioni. determinazioni. Sì. Ok, ma era così necessario cambiare allenatore quando in 3 partite non si è visto nessun cambiamento? Ricordiamo un pari ed una sconfitta in casa, una vittoria un poco fortunata fuori casa. I playoff difficilissimi, ricordiamo che si incontrano le squadre dei gironi A e B che sono abbastanza forti. L'ultimo, Giulia. L'ultimo, sarò controcorrente, ma penso che non lo sei, ma secondo me Toscano i playoff li avrebbe vinti. A me è dispiaciuto che l'hanno mandato via. Bene, allora, adesso vediamo le ultime 2 grafiche. Sì. Alessandro? Facciamo un paio di ragionamenti come consuntivo di tutto quello che abbiamo Ricordiamo detto a fino Padane che fra 8 minuti Sì, c'è la sigla. c'è il gong. Non andiamo avanti all'oltranza. Ci fermiamo, Padane, fra 8 minuti. Andiamo sulla grafica del Catania ai raggi X per fare dei ragionamenti costruttivi in chiave prospettica, cioè cosa non ha funzionato fino ad ora e che cosa si può correggere per rendere più competitivo questo Catania. In difesa il tema è la coppia centrale, perché ieri il default ha riguardato principalmente la coppia centrale. È migliorabile? Carnielutti Miceli o Allegretto a sinistra e Miceli o Ierardi o Pieraccini al centrodestra, Carlo? Sicuramente Allegretto è un mancino naturale, quindi è L'unico. l'ideale. Potrebbe l'unico. essere l'altro Celli, ma Sì, ovviamente in questo momento assolutamente. viene È utilizzato. È l'ideale per giocare da centrale di sinistra. Poi l'altro può essere scelto tra tanti altri, sono tutti bravi, insomma. In chiave Crotone, laterale destro, Casasola squalificato, Raimo o Pieraccini? Sicuramente più di ruolo, di spinta a Raimo. Pieraccini più conservativo, più difensore. Consideriamo che da quel lato c'è Zunno. Pieraccini è un bel cagnaccio, può andare a ricoprire quel ruolo e sicuramente ha più minutaggio rispetto a Raimo. Esatto, considerato che Raimo quest'anno ha fatto Veramente è una stato manciata di minuti pochissimo. e la partita devi assumerti una grande responsabilità e quindi non puoi rischiare. Poi chissà, ma reputo che Pieraccini abbia la preferenza per quello che finora ha fatto. Fermo restando che Raimo sarà anche un giocatore bravo. Caratteristiche e più difensive, Ma Pieraccini, però cambia. sicuramente contro un attacco a 3 può essere tranquillamente Lo devi testare. l'opzione. Dall'altro lato, sì, scusa. Aggiungo una cosa velocemente, dico, domenica è la classica partita in cui il mister, siccome ultimamente ha sempre cambiato e chi ha fatto bene è stato confermato e ha provato continuamente, l'ho detto anche ieri durante diretta stadio, secondo me è la partita ideale per togliere chi non ha espresso una buona prestazione ieri e inserire chi non ha mai giocato sotto la gestione Viali, e mi riferisco ad Allegretto, che secondo me un centrale di sinistra come Allegretto può stare bene nella difesa a 4, è un ragazzo, un atleta, un professionista serio che quando è stato chiamato ha sempre risposto presente in maniera Anche efficace, adattato in zona del anche campo, adattato in zona del non campo, a a lui lui non congeniale, consone, ha sempre fatto a lui il non suo. consone. Se ricordiamo ha giocato a destra, al centro e a sinistra nella difesa a 3 e secondo me può giocare tranquillamente Ma nella Max, difesa se a 4. ricordi, l'attacco di questa trasmissione riguardava proprio 2 giocatori in particolare, Allegretto e poi in mezzo al campo uno dei giocatori che ha fatto obiettivamente meglio di Secondo tutti. me domenica Guardi, li vedremo, secondo me domenica li vedremo. A Celli o Donnarumma, Carlo? A sinistra, in considerazione dell'attitudine più difensiva di Donnarumma rispetto a Celli e alle caratteristiche dell'attaccante esterno del Crotone da quella parte, Che potrebbe essere può essere Piovanello. Nerge, può essere Maggio, può essere Piovanello. Sì. Sappiamo che Celli è più difensore rispetto a Donnarumma. Ieri Donnarumma, quando è entrato, ha messo 2 o 3 palle interessantissime, cosa che non ha fatto in tutta la gara Celli. Hanno caratteristiche totalmente diverse. Non è da escludere anche un cambio di sistema.
potrebbe che il Catania rimettersi a 3 con i 2 esterni e produrre quello che non ha prodotto in queste gare. Quindi Viali che non ha hai- fatto Toscano? Chi lo sa? Oggi che non hai Chi Casasola, lo sa? Non c'è Casasola, hai ragione. e ti manca anche Menez. Jimenez, Jimenez ci è sono tanti altri sostituibile, giocatori, però Casasola tre è quarti. fondamentale per fare il quinto. Completiamo la disamina velocemente perché la trasmissione praticamente sta per finita. finire. Quaini tutta Mezzo la al vita. campo, Quaini di Tacchio. Quaini tutta la vita, Quaini di sicuramente, sì. Ok? Batteria offensiva. D'Ausilio deve ripartire secondo me, perché anche ieri ha dato per buoni tratti della sua gara momenti di grandissima qualità, ha fatto anche gol con un bellissimo inserimento. Un rivitalizzato Bruzzaniti sicuramente, perché dobbiamo dire le cose come stanno. Con Viali ha fatto 2 partite di ottima fattura, anche ieri è stato Anche 2 e mezzo, nel cuore, 2 e 25 nel cuore minuti. della Fatto uno gara, stop a ha fatto seguire, delle fatto uno buone stop a cose anche seguire. ieri. Secondo me Lunetta non puoi, la squadra non può prescindere Anche perché- da un'esclusione di Lunetta. Anche perché il piano B, scusami Carlo, cioè Lunetta, punta e 3 trequartisti sotto, ti manca Jimenez, o fai giocare Cicerelli al primo minuto, ma mi sembra ancora prematuro, quindi inevitabilmente a quel punto si potrà anche valutare se fare giocare Forte dal primo minuto, Non credo. che ha recuperato, Non oppure credo al fare primo minuto. staffetta. Sì, non credo al primo minuto. Possono Sì. iniziare tranquillamente Caturano e Lunetta, con Forte che può subentrare. Il rischio più grosso per il Catania a Crotone? Il Crotone è una squadra che gioca bene a calcio, è una squadra che se mette sotto l'avversario lo mette veramente alle corde, perché per filosofia cerca un gioco dominante. Longo da questo punto di vista è un ottimo tecnico, però concede tanto. Più che Quindi- stressarmi, e non tu, parlavo di Alessandro, scusami, Carlo, pensavo che avessi finito. Possiamo vedere anche la grafica nel frattempo Del Crotone, del certo. Crotone, così Stressarmi di acceleriamo i Zebedei tempi. con la storia di Caturano, rimane in quella schermata Sì. ancora un vuoto, che è quello Un che vuoto normativo. Assolutamente, un vuoto assoluto, che è quello che riguarda quell'uomo a centrocampo che tutti abbiamo cercato, che ieri abbiamo detto prima della partita, ha messo Di Noia per avere un seggeritore, un verticalizzatore, no, e invece no. E torniamo al ragionamento, ma che motivo avevo di prendermi Carnielutti e Miceli, visto che là davanti, là dietro c'ho Vabbè, uno lo devi prendere lo per devi forza. prendere. uno dei due, ma a quel punto è non cercarmi un Aloi e un vice Aloi, perché se Caturano è ancora con le gomme a terra, gli hanno fatto 3 anni di contratto, gli facevi un anno di contratto in meno, compravi un primo e un secondo Aloi, perché lì ti mancano e tutti stanno cercando la quadra del cerchio perché gli mancano giocatori, e di questa non possiamo dare responsabilità a Toscano se magari non ha voluto il centrocampista, perché una società che ha le idee chiare gli dice: Toscano, leva a cattare Ramonelli, ti ricordi il vecchio Come no? adagio di Ciccio Famoso che abbiamo nel cuore, che lo diceva a Massimino? Beh, la società decide. Allora- Io ti compro questo Ma giocatore Monelli ha smesso. e tu me lo fai giocare. Vediamo rapidamente il Crotone, abbiamo 50 secondi. Mamma mia. Alessandro. Di volata. Sì. Allora, evidenziamo 2 dati. Terzo miglior attacco del girone, secondo posto nella classifica del girone di ritorno, il Crotone, che a gennaio sembrava essere smobilitato. 16 gol Guido Gomez, Capito. poi abbiamo 8 Zunno, 6 Musso, acquisto di gennaio, 5 maggio, non 5 maggio come la poesia, 5 gol maggio. L'ultima formazione schierata 4-3-3, Merelli in porta, Novella, Cocetta, Armini che ha sostituito Di lo squalificato di Pasquale che rientrerà contro il Catania, Guerra a sinistra e poi Gallo, Sgropelli. Vinicius, Sandri che sono ormai i classici interpreti del centrocampo. In avanti è partito con Energe, Gomez e Zunno per poi inserire in corso di gara Piovanello, Musso e Maggio, indisponibili Meli ed Andreoni. All'andata finì 2-0 per il Catania. Guarda il sistema di gioco 4-3-3 e guarda, se noi avessimo avuto un solo giocatore in grado di fare la metà abbondante ciascuno dei gol che ha fatto Gomez, 16 gol. 16 No, li ha gol. sempre fatti i gol Gomez, Esatto. come li aveva fatti sempre Tuminello che li è andati a fare anche a Benevento, come li aveva fatti sempre Salvemini che li ha fatti a Benevento. capito? Di E che stiamo allora, parlando? Di che stiamo Allora, parlando? ragazzi, Gli ha fatto un contratto di 2 anni. Ci fermiamo. Ma l'hai visto a Breu? L'hai visto? L'hai visto a Breu? Vai, Yasin. Ha giocato L'aveva negli fatti anche attacchi. Caturano. Ma ragazzi, calma, l'aveva ragazzi, fatti anche Caturano, abbiamo Li ha finito. fatti Caturano, ma Li gli- aveva fatti. Ma Vai. li aveva fatti, ma gli Abbiamo fai fi- 3 anni. è 3 finita anni di la contratto trasmissione. e Patanè. Attaccanti tanta forti sono roba. quelli che fanno gol ogni stagione. Patanè,
Vagliasini, è Patane. finita la trasmissione, ci dobbiamo fermare. Vero. Vi devo ricordare un paio di cose, però prima salutiamo Giulia. Grazie a tutti per averci seguito, buonanotte, ci vediamo lunedì. Bene, grazie. Allora, grazie anche a Max Velotto, Grazie a voi. a Carlo Breve che Grazie, ci sopporta Angelo. da Buonanotte. impazzire. Buonanotte a tutti. Carlo, con cui condivido zainetti Mamma e mia. viaggi. Grazie anche ad Alessandro Vagliasindi. Grazie a voi, ma che domani che giorno è? Domani 8 è l'8, aprile? è L'8 l'8 aprile. domani però. Però domani. Domani, non è Domani oggi. un altro giorno. Domani è un altro giorno. Grazie, a Grazie. Patanè per il Grazie a suo voi. giorno di Speciale. domani, un Grazie giorno a voi. speciale. Ci fermiamo qui. Abbiamo già detto che come chiaramente torniamo con Diretta Stadio per quanto riguarda Diretta Stadio lunedì, perché la partita gioca lunedì sera alle 20:30 in serale, ma prima c'è preview venerdì con Marco Carli, ci sarà anche il nostro Carlo con Marco, e poi ci vediamo la prossima settimana, sempre di martedì, a pranzo con Anteprima Corner, a cena con Corner, e fra poco vi lasciamo con la differita integrale della partita di ieri, quella tra il Catania e Picerno, con Marco Carli e Carlo Breve. Dicembre alle 24, non la possiamo fare? Studiamoci. Ok, lo proponiamo. proporremo. Ringraziamo Buonanotte, ci la fermiamo Lega qui. Calcio. Ci fermiamo qui.